Una spiaggia pubblica, sostenibile e godibile in completa autonomia anche dagli utenti con disabilità. È il progetto presentato dalla Giunta Comunale di Cerveteri per trasformare l'Arenile di Campo di Mare e renderlo per la prima volta davvero accessibile a tutti, attrezzato, aperto e inclusivo, per garantire un'esperienza piacevole a ogni cittadino, nessuno escluso. L'amministrazione ha presentato una richiesta di finanziamento alla Regione Lazio che ha stanziato fondi appositi per i comuni costieri. Prevista la realizzazione di passerelle, bagni accessibili e sdraio a rotelle per permettere ai disabili di arrivare fin sulla battigia. Si tratta di un progetto molto ambizioso, la prima spiaggia gratuita organizzata per la fruizione ottimale dell'Arenile da parte di tutta l'utenza con diverse abilità, spiega l'assessore alle politiche ambientali Elena Gubetti. Trascorrere una giornata al mare in autonomia, potersi muovere liberamente e godere della nostra costa senza barriere, è questo l'obiettivo del progetto, sottolinea in proposito Francesca Cenerilli, vice sindaca e assessora alle politiche sociali.